Franco Adami, che valore aggiunto può portare al territorio del Conegliano Valdobbiadene questo riconoscimento? Che in quest'area siamo diventati la città del vino italiana è una grande soddisfazione, ma la più bella cosa è forse esserlo diventati in due, assieme agli amici e colleghi del Vulture in Basilicata, il che vuol dire che assieme si fa di più che da soli. Ci sposeremo insieme per fare conoscere bene i nostri territori, le nostre aree, ma il valore fondamentale di essere città del vino è che non è solo vino. C'è cultura, ci sono tradizioni, c'è storia, ci sono monumenti, ci sono bei posti da visitare e qui ricordiamo il nostro paesaggio delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità. È un modo per far conoscere qualcosa di bello. È chiaro che nelle città del vino questo bello è concentrato ovviamente anche e molto sul vino, quindi attraverso il lavoro di viticoltori, di aziende, di cantine, che però non vogliono trasmettere solo vino. Ecco, questa è una grande bella cosa e questa ci può aiutare da un lato ad essere consci del valore che abbiamo all'interno del nostro territorio, essere consci che lo possiamo raccontare nel suo insieme ed essere anche consci di una cosa importante: il marketing territoriale lo fanno le persone che ci vivono in un territorio e non solo quelli che producono.